I Giochi Olimpici e Paralimpici sono anche un'occasione di riflessione sui temi sociali, sui temi di genere, se ne è parlato a Casa Veneto e cominciamo a parlarne anche con Paola Roma, assessore regionale allo sport, ai temi del sociale, alla parità e alla violenza di genere, insomma ci sono tante cose su cui questi giochi ci hanno spinto a ragionare. Sì, io ringrazio per questa opportunità proprio la consigliera di parità della Regione Veneto, ma che ha messo assieme anche le altre consigliere di parità, perché fare un focus rispetto anche al lavoro femminile all'interno del mondo dello sport diventa fondamentale proprio visto che lo sport è entrato in Costituzione, ma anche avere questa opportunità di verificare come anche le società sportive abbiano delle declinazioni al femminile e da lì abbiano anche l'opportunità per i giovani di aggregarli. Dall'altra parte mi sento anche di dire che si parla anche di inclusione e facendolo qui oggi credo che la soddisfazione più importante sia dire che all'interno della nostra regione abbiamo 2 gruppi da 24 ragazzi che sono qui proprio attraverso il parroco di Cortina e che svolgono le loro attività di volontari al villaggio olimpico, una modalità di inclusione che mette assieme i ragazzi, le loro famiglie e naturalmente permettono a tutti di avere nel proprio progetto di vita un'opportunità di costruirlo proprio con la persona con disabilità e credo che l'inclusione passi da questo ma come dalla vicinanza proprio al mondo sportivo. La politica regionale in questo caso cosa può fare per migliorare questa situazione di inclusione, questa parità di genere che sempre più si sta cercando a tutti i livelli? Beh, io credo che molto dobbiamo cercare di farlo assieme alle associazioni sportive che di questo lo vedono tutto il giorno, cercando anche di includere quelle disabilità non visibili e credo che sia uno sprone in più per questo. E dall'altra parte sicuramente attraverso il mondo dello sport lavorare affinché attraverso le opportunità anche nazionali, quindi con i colleghi delle altre regioni, lavorare proprio attraverso anche l'opportunità che è stata data dei Giochi della Gioventù perché vengono davvero tutti inclusi proprio le scuole, attraverso questo lavoro nelle classi con i ragazzi, ma soprattutto quel lavoro che poi attraverso le società sportive viene portato nel territorio. Siamo in clima di Paralimpiadi e quindi l'inclusività apre anche a questo, inclusività che deve essere appunto a livello societario, organizzativo, ma anche di accoglienza, di organizzazione. Sicuramente un'apertura non solo per abbattere quelle barriere architettoniche, ma anche quelle barriere culturali. Il ministro Locatelli con la riforma legata al progetto di vita della persona con disabilità che vedrà anche sperimentare, oltre che Vicenza, che lo ha già fatto, anche Treviso, Verona e Venezia dal 1° marzo, avremo proprio la partenza della legge dal 1° gennaio 2027. Quindi un bel terreno di gioco in cui attraverso questo le associazioni, il terzo settore, le aziende sanitarie, le famiglie, ma naturalmente tutte le amministrazioni comunali con gli ambiti territoriali e sociali ci permetteranno di lavorare di squadra e di costruirlo con la persona con disabilità e proprio lo sport diventerà una di quelle opportunità attraverso il quale fare rete poi con tutta la parte della comunità. Grazie ancora all'assessore Paola Roma. Grazie a voi e grazie per il lavoro che fate.